il cartellino giallo, il primo di questa partita. 5:34 al termine, punizione interessante per la Feldi. Romano corto, Luisigno su Olata, si libera, secondo palo! Danicino, il vantaggio della Feldi Eboli. 5:31, schema perfetto da calcio di punizione. 1-0 Feldi. Si è acceso il talento di San Paolo, si è acceso il classe 90 di Luisigno. Fa una paura David Maura da là. Parte Luisigno, trova il varco nella barriera, perfetta la punizione, giallo a Giampaolo in panchina. Nel frattempo raddoppio della Feldi Eboli. Bello, Palla lunga per Romano, Bastini scende giù e chiude. Luisigno ancora in angolo, Romano cerca uno scarico, trova dentro Bissoni, Rafinha salva tutto, lancio lungo, stop, Canabarro, oddio, Barrel e il gol, Canabarro, che gol, meraviglioso, golasso, Rodrigo Canabarro. 3-0 Feldi Eboli. Molto rischiosa perché i tiratori della Feldi sono notevoli. Parte Mello direttamente in porta, oddio, che missile, ha incastrato una gemma all'incrocio, nulla ha potuto dal CIN. Gol pazzesco di Victor Mello che rimette in partita il Petrarca. 3-1, quasi piramide spagnola adesso per il Petrarca. Rafinha che palla, eccolo qui, Fornari, come le tasse, non puoi mai sbagliare, lui c'è sempre. Lungo, suona la sirena, finisce qui. La Feldi Eboli prende i primi 3 punti della sua stagione, primi 3 punti in classifica, rimane inchiodato a 0 il Petrarca, al quale non riesce la rimonta nel finale col portiere di movimento. Vince forse con un pizzico di merito in più oggettivamente la Feldi.